Carissima Chiara, potresti parlare del contributo che noi possiamo fare alla piena unificazione delle Chiese? Ecco, chiede che contributo specifico possiamo dare all'unificazione delle Chiese. Ora, il nostro contributo va visto in tutto il campo dell'ecumenismo. E noi sappiamo come c'è il dialogo della carità, è molto importante, iniziato forse ancora ai tempi di Atenagora, quando Papa Paolo è andato da Atenagora e viceversa. Ecco, il dialogo della carità che aiuta a far sì che ci sentiamo fratelli e ci aiutiamo. Poi c'è la preghiera comune, che ha un altro dialogo con Dio, che passa attraverso Dio. Anche questo molto importante, soprattutto in gennaio, quando noi abbiamo la settimana di preghiera. Poi voi sapete tutti che c'è il dialogo teologico che è fatto da esperti, anche quello prosegue, nonostante certi dicano che l'ecumenismo non va avanti, invece va avanti. Noi portiamo un dialogo nuovo. Questo dialogo nuovo che noi portiamo, di cui anche le nostre autorità sono al corrente, è il dialogo del popolo. Perché è venuto fuori questo dialogo del popolo? Perché la spiritualità che noi viviamo in tutte le varie chiese, sono 300 mi pare i fedeli, sono 300 le chiese di cui i fedeli sono nel movimento, ecco, questo dialogo è scaturito proprio, è stato generato dalla nostra spiritualità, perché la nostra spiritualità è comunitaria e ci lega, ci stringe, ci mette insieme. Se io devo amare la Veronica deve amare me, cosa si stabilisce fra me e lei? Gesù in mezzo. Ma Gesù allora ci lega. E come Paolo dice, ma chi mi separerà dalla carità di Cristo? Così anche noi diciamo, chi mi separerà dalla Veronica, dalla carità? È la carità che ci unisce, è Cristo stesso che ci unisce. Quindi nessuno potrà separarci se noi andiamo avanti con la nostra spiritualità. Quindi è venuto fuori che a forza di vivere questa spiritualità nella Chiesa cattolica, anglicana, luterana, metodista, eccetera, eccetera, è venuto fuori un popolo, senza che noi lo pensassimo, fiorito da questa spiritualità che genera per forza, perché è comunitaria, un popolo. E questo è il nostro popolo. E cosa è successo? È successo che noi vivendo insieme, conoscendoci, amandoci, portando avanti questo nostro amore reciproco, questo nostro comune movimento, abbiamo scoperto che non siamo mica indifferenti gli uni agli altri, che abbiamo delle cose in comune, che siamo già una sola famiglia, che siamo già un popolo cristiano. Noi lo siamo già, questo popolo cristiano. Io ho il battesimo, ma ce l'ha anche Veronica, ce l'avete anche voi. Io ho l'Antico Testamento, ma l'avete anche voi, ce l'ho anch'io. Ho il Nuovo Testamento, ma nell'Antico Testamento ancora c'erano i comandamenti, ma li ho anch'io, li avete anche voi. E poi abbiamo i concili in comune, poi abbiamo un sacco di cose ancora che non sto a enumerare in comune. Ora, se abbiamo tutto questo comune, perché stiamo indifferenti gli uni agli altri e non ci mettiamo insieme come in una sola famiglia e in un solo popolo? Questo è quello di caratteristico che noi portiamo. Quindi il contributo che noi portiamo è essenziale, è essenziale. D'altra parte non è noi che lo portiamo, è un carisma venuto dal cielo per questo tempo, che è il tempo ecumenico, e che è proprio il carisma dell'unità. Quindi ha molto, molto, molto a che fare con l'ecumenismo. Questo volevo dirti. Grazie.